Il 2023 ha registrato un miglioramento significativo della qualità dell'aria in Veneto, evidenziato dai dati dell'ARPAV. Il biossido di azoto ha rispettato il valore limite annuale in tutte le stazioni di misurazione per il quarto anno consecutivo, con concentrazioni in linea o inferiori agli anni precedenti. Anche i limiti annui del particolato PM10 e PM2.5 sono stati rispettati in tutte le centraline della rete. L'assessore all'ambiente Giampaolo Bottacin commenta questo miglioramento come una conferma degli investimenti regionali per la qualità dell'aria. Nonostante la criticità del bacino padano, le azioni del piano di tutela e risanamento dell'aria hanno dato buoni risultati. Si sottolinea la necessità di continuare gli investimenti, ma si rassicura sul fatto che le azioni intraprese sono efficaci. Tuttavia permane il superamento del valore limite giornaliero per il PM10 in alcune stazioni, anche se in miglioramento rispetto agli anni precedenti. I superamenti medi sono stati inferiori rispetto al 2022, in linea con il 2021. Per l'ozono, nonostante un'estate calda, i superamenti della soglia sono stati inferiori rispetto al 2022, con picchi nel mese di giugno. Il rapporto completo sarà presto pubblicato da ARPAV. A Chioggia, nel frattempo, è rientrata l'allerta per il livello arancio per i PM10 e si è tornati al livello verde. Da Store 23 Intimo e Corredo fino al 5 gennaio trovi la Fiera del Bianco. Favolosi sconti sulle calde trapunte e le eleganti lenzuola, sui soffici plaid e sui morbidi pigiami. Approfitta degli sconti irripetibili alla Fiera del Bianco allo Store 23 Intimo e Corredo, Viale Venezia 3, Sottomarina. Durante il fine settimana dell'Epifania, circa 3 milioni e mezzo di persone sono attese sulla rete stradale gestita da ANAS per tornare in città dopo le vacanze natalizie. In preparazione a questo aumento del traffico, ANAS ha rimosso 171 cantieri fino all'8 gennaio. Il traffico durante le festività natalizie è cresciuto del 15% rispetto all'anno precedente. Si prevede un aumento del traffico dell'11% rispetto alla media di dicembre del 2023, con un picco del 19% venerdì 5 gennaio. I rientri saranno intensi soprattutto vicino ai centri urbani come Roma sul Grande Raccordo Anulare e Milano lungo la strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Anche sulla U2 autostrada del Mediterraneo si attendono aumenti significativi. 20% oggi, 25% sabato e 30% domenica in incremento. ANAS impiega 2.425 risorse in turnazione, oltre a 200 unità per monitorare il traffico in tempo reale, assicurando assistenza continua. Infine, sabato 6 e domenica 7 gennaio si sospende la circolazione dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Per informazioni sui cantieri fissi si consiglia di consultare il sito stradeanas.it prima di partire. ANAS ricorda la sicurezza stradale, invitando a evitare distrazioni, alcol e droga durante la guida. L'applicazione Vai di ANAS fornisce aggiornamenti in tempo reale sul traffico su smartphone e tablet. Naima, la profumeria che non ti aspetti, con una scelta che non ti aspetti. Le migliori fragranze, le firme più chic, tutto quello che ti serve per valorizzare la tua bellezza lo trovi da Naima. Scopri i prezzi di Naima, rimarrai piacevolmente sorpresa. Naima, in Corso del Popolo a Chioggia. Anteas Venezia ha concluso con successo il progetto Mani Caldo Cuore. Grazie alla maestria di un gruppo di donne capaci nell'arte dell'uncinetto e dei ferri, unita all'impegno di volontari dal grande cuore, sono state create centinaia di coperte colorate e scialli per le persone anziane. Questi caldi e affettuosi doni sono stati recentemente consegnati a 18 case di riposo e istituti della provincia.
Tutto è iniziato nel 2020, durante la pandemia, quando c'era tanto tempo libero a disposizione. Da allora il progetto si è sviluppato sia a San Donà di Piave con il gruppo Mani Cuore Caldo che a Cavarzere con il gruppo Amiche della Maglia. Le volontarie di Cavarzere hanno personalmente portato 50 scialli alla casa di riposo di Pellestrina, viaggiando sul vaporetto. Nel frattempo il gruppo di San Donà di Piave ha consegnato 200 scialli e 100 coperte in 17 strutture e istituti nel territorio del Porto Gruaese, visitandone in totale 18. Luana Moras, presidente del coordinamento Anteas di Venezia, ha sottolineato che le circa 50 volontarie coinvolte provengono da diversi comuni della provincia veneziana. Un passaparola solidale ha permesso di coinvolgere persone desiderose di impiegare il proprio tempo in modo utile, creando legami attraverso l'uso delle mani, fili di lana e il lavoro svolto con il cuore. Le prime 10 coperte e 15 scialli del progetto Mani Caldo Cuore sono state donate alla casa di riposo Ida Zuzzi di San Michele al Tagliamento, grazie anche all'aiuto degli operatori della FNP CISL. Successivamente gli altri scialli e coperte sono stati distribuiti nelle restanti strutture della Venezia orientale, concludendo le consegne alle 2 case di riposo di San Donà di Piave. Alla farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni tutto per il tuo bambino, detergenti, peluche, giochi. Per la sua pelle delicata vuoi il meglio e alla farmacia San Giovanni trovi i prodotti indicati per la sua igiene e per il suo relax. Alla farmacia San Giovanni trovi tanti giochi e peluche sicuri, adatti alla sua età e con lo sconto del 20%. Farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni Chioggia, aperta tutte le domeniche mattina. Nel corso del 2023 l'Italia ha sperimentato un aumento significativo superiore al 20% di eventi meteorologici dannosi, evidenziando in modo sempre più chiaro gli impatti dei cambiamenti climatici. Fenomeni come siccità, alluvioni, calore intenso, trombe d'aria, grandinate ed altri eventi estremi sono diventati più frequenti, creando gravi conseguenze. Un segnale di speranza è giunto con l'approvazione da parte del MASE, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sotto la guida di Gilberto Picchetto Fratin, del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, PNAC. Un risultato atteso da 6 anni, frutto del lavoro di 4 governi successivi. Questo piano, che simboleggia un passo cruciale per l'Italia, è composto da 361 azioni dirette a sistemi naturali, sociali ed economici e rappresenta una pietra miliare nella lotta contro la crisi climatica. Il PNAC, osservato a livello europeo e globale, è concepito per affrontare le sfide derivanti dal nuovo clima. In un'Italia hotspot del Mediterraneo si prevedono impatti quali un aumento delle temperature dell'acqua, mare più energico e condizioni meteorologiche sempre più intense. Si prospetta un rischio di innalzamento del livello del mare fino a 19 cm nei prossimi 40 anni, con notevoli rischi per le coste italiane e oltre. Rappresenta un quadro guida nazionale per ridurre i rischi causati dai cambiamenti climatici, soprattutto in un'area particolarmente vulnerabile come l'Italia, e si propone di attuare azioni per affrontare problemi come il dissesto idrogeologico, le alluvioni, l'erosione costiera e la carenza idrica che il nostro territorio affronta. Tuttavia, per mettere concretamente in atto il PNAC diventa essenziale garantire le risorse finanziarie necessarie, finora assenti anche nell'ultima legge di bilancio. Senza queste risorse c'è il rischio che il piano rimanga solamente sulla carta ed è fondamentale agire immediatamente anziché reagire solo alle emergenze. Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%. Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comics, su tutte le collezioni disponibili, dal 20 al 50% di sconto, ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia. Dunque, abbiate pazienza, sapete che io a volte sono un po' così aggressivo. Allora, sui giornali di oggi c'era di una dipendente della Palma di Venezia che era stata licenziata dai suoi titolari
in quanto non indossava la mascherina, e lei ha chiesto di essere riassunta, voleva anche diciamo i mancati stipendi, e il tribunale l'ha condannata perché le disposizioni in quel periodo erano di mettersi la mascherina per la sicurezza di tutti, e questa genio non se la voleva mettere e è stata licenziata e ha anche perso in tribunale. Sul giornale di oggi, questo è il Corriere della Sera, il Corriere del Veneto: influenza, 10 persone in rianimazione, colpiti non solo anziani e fragili. Allarme dell'ASL 4, ricoverati anche 3 bambini, vaccinatevi. C'è un giornale in lingua italiana della Croazia, La Voce del Popolo, scrive oggi, c'è scritto oggi, in data di oggi, in un mese in Croazia non è dall'altra parte del mondo, è qua dietro l'angolo in pratica, 200 morti per influenza. Okay? Non parliamo solo di Chioggia. Giorni fa c'è stato un mio amico che eravamo in contatto così per caso, è stato proprio un caso, l'avevo trovato qualche settimana fa, era reduce, si era preso il Covid e era stato anche abbastanza male. Ci siamo sentiti l'altro giorno, mi dice che gli è ritornata, stava malissimo, gli ho consigliato di andare al pronto soccorso, è andato al pronto soccorso e aveva un inizio di polmonite su tutti e 2 i polmoni in pratica. Gli ospedali, quello di Chioggia ma anche il resto, sono pieni di anziani, ma non solo di anziani, con persone con diciamo la polmonite. E poi c'è questa influenza che è pesante, è molto pesante. Il Covid adesso fortunatamente ha perso tanto della sua, è aumentato come diciamo viralità, ma comunque ha perso tanto per fortuna della sua, diciamo, della sua gravità, però continua a essere una cosa da non essere sotto banca. Allora, siccome sapete un po', qualcuno dice che sono maniaco, qualcuno mi dice no, ma non dovresti parlare, ognuno deve essere libero, siamo liberi, siamo liberi, siamo liberi. La storia della pandemia, mettiamoci in testa che non è archiviata. La pandemia è venuta fuori in un contesto particolare che sta continuando, perché l'uomo o in Sud America o in Cina o da altre parti invadiamo sempre di più il territorio degli animali, gli animali si trovano con l'ambiente naturale sempre più a contatto con l'uomo, quindi ci sono i salti di specie. Da quando c'è stata la pandemia hanno cominciato a fare una banca dati dei virus che fino a ora di ieri non era mai stata fatta, e ce ne sono milioni di virus. Quindi il messaggio che cerco di dare, sul mio profilo c'è scritto Ultimo De Pirla, da Ultimo De Pirla, non sono un medico, non sono un professionista, non sono uno scienziato eccetera, ma leggetevi comunicati autorevoli, leggetevi articoli su giornali nazionali che riprendono riviste scientifiche, dove quando gli scienziati, virologhi, quelli che studiano queste cose pubblicano un servizio, parlano di esperimenti. Giorni fa sul Corriere della Sera era riportata uno studio che è stato pubblicato su una rivista scientifica di un nostro autorevole, dico scienziato, è un medico universitario di Padova, Cristina Basso, se non avesse questo nome, se ricordo bene, e la quale con altri 8 scienziati hanno fatto uno studio e hanno verificato che questi morti giovani, che tanti mentecatti continuano a dire colpa dei vaccini, è dimostrato dalle statistiche che ci sono molto meno morti rispetto agli anni precedenti, e questi sono dati certificati, studiati. Ecco, allora l'invito che vi do, io il vaccino per l'influenza sarà 30 anni che lo faccio. Noi dobbiamo capire che ormai viviamo in un'epoca che gli antibiotici hanno sempre meno efficacia, perché i batteri, a dire chi dice che l'evoluzione è una scienza dimostrata, si evolvono e quindi riescono a essere resistenti agli antibiotici. Quindi abbiamo veramente tante situazioni e non possiamo prendere sotto gamba. Allora l'invito è: non leggete quelle cagate che girano con WhatsApp, con Messenger, e quelli tutti contenti, noi non ci facciamo il buco, non siamo pecore. Non siete pecore, siete dei testi, perché continuate a portare avanti notizie false, e purtroppo di tutto questo fumus di notizie false tante persone, i giornali non so chi li compra o chi li legge, perché tantissimi purtroppo si fermano al titolo
e quindi hanno paura e quindi dicono ma io quasi quasi non me lo faccio. Invece dobbiamo capire che questa è la nostra strada. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto, per cui proponiamo dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì lo spritz, il prosecco e la birra tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche il sabato e domenica nel dopo cena per i nostri cocktail, i nostri drink. Con questo video vi vogliamo proporre una carrellata di cuccioli e non più cuccioli che stanno aspettando di trovare una famiglia e che ora sono ospiti del canile di APA che si trova a Sant'Anna e nelle abitazioni private di tante volontarie per quanto riguarda i gatti. Magari qualcuno di loro ha già trovato una famiglia da cui farsi viziare e coccolare. L'associazione ha un aiuto incredibile da parte di tanti che donano agli animali cibo, coperte, giochi e denaro con cui vengono pagati i veterinari e le cure di cui gli animali necessitano e tutto il resto. Alcuni donano il loro tempo, vengono fin qua per far sgambare il cucciolo preferito, farlo giocare, prendendolo in prestito per così dire per un po', non potendo portarlo a casa, ma volendo fare qualcosa in più. Il gattile è ancora tra i desiderata, siamo certi che l'amministrazione si stia dando da fare per trovare una giusta soluzione, ma il tempo passa. Le volontarie ricavano energia da ogni cucciolo che entra nella loro casa, ma bisogna fare qualcosa di più. Serve un passaggio concreto verso una sede in cui organizzarsi al meglio anche per rendere più semplici le adozioni, oltre che per accudire e curare mici e gattini. Noi auguriamo a loro di trovare al più presto una famiglia da rendere felice. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.